Siamo giunti alla terza corsa, ritirato Dalibor Bagaric, restano 9 al via, 1 Domino, 2 Den Ghiugnafa, 3 Diablo GV, 4 Damien S, 5 Doritos B, 6 Darwin dei Greppi, seconda linea, 7 Delicious Trio, 9 Donna DJ, 10 Daniel Wise AS. Favori per Daniel Wise AS in chiusura, controfavorito è Damien S, debuttante di Lorenzo Baldi, macchina che accelera, partiti con Doritos B velocissimo, va a condurre, parte invece con, perde la partenza praticamente Damien S e subito in seconda posizione si va a sistemare Darwin dei Greppi, mentre inizia la sua risalita Daniel Wise AS, numero 10 dello schieramento, che risale gradualmente. Tanto Doritos B ha completato in 14,9 i primi 200 di gara e si appresta ad affrontare il completamento della dritta delle scuderie. Seconda posizione per Darwin dei Greppi, arriva però Daniel Wise AS all'esterno, più indietro Den Ghiugnafa. Insiste Daniel AS, si avvantaggia su Doritos B e dopo 600 metri in 45,5 gradualmente sfila e al passaggio dopo 700 metri è il nuovo leader. La terza posizione per Darwin dei Greppi, mentre numero 4 Damien S cerca di avanzare, la squalifica invece per Damien S. Ha provato a uscire all'esterno, poi è tornato sotto anche Delicious Trio. In corda intanto segue Diablo GV in quarta posizione, se ne va il chilometro con Daniel in vantaggio. 1,15,6 per Daniel Wise AS. In seconda posizione si mantiene Doritos B davanti a Darwin dei Greppi e siamo ormai a 400 dalla conclusione. Ora un parziale in 15,2, cercano di avanzare ora Delicious Trio in terza ruota, anticipato da Den Ghiugnafa. In seconda posizione sempre Doritos B, mentre Daniel Wise S entra in vantaggio addirittura d'arrivo. Indenne dall'ultima curva Daniel Wise S, deve essere però sostenuto nel finale perché appare un po' in difficoltà e così sprinta a centropista Den Ghiugnafa, ma Daniel Wise viene a vincere. Secondo posto per Den Ghiugnafa, al terzo forse Delicious Trio, ma da rivedere sicuramente l'arrivo per la terza piazza, mentre Daniel Wise S vince la prima in carriera, alla prima per Alessandro Gocciadoro, scuderia Ale ed Eni. In salchi al training Alessandro Gocciadoro. Il secondo posto comunque per un valido Den Ghiugnafa, mentre per il terzo potrebbe essere il numero 7 Delicious Trio, con vicino però Darwin dei Greppi e anche Doritos B. L'impressione che sia il cavallo di Marco Stefani però ad aver conquistato la terza piazza, mentre Daniel Wise S conquista la prima in carriera.